nuovi positivi registrati in Veneto nelle ultime 24 ore con 2.449, ai quali si aggiungono 22 decessi. A Padova il maggior numero di nuovi contagiati. Ripartite le vaccinazioni di AstraZeneca nelle ULSS del Veneto, oggi in campo per la prima volta anche i medici di famiglia dopo l'accordo con la Regione. Via libera al decreto sostegno, ma i problemi restano e si studiano nuove forme di protesta, divise le categorie economiche, Confcommercio plaude, industriali veneziani all'attacco, CNA si rischia guerra tra poveri. Mamme in piazza a Venezia per chiedere al governo di riaprire le scuole, lanciano per il 26 marzo lo sciopero della DAD, PC dei figli spenti nonostante le elezioni, in città anche un gruppo di no mask denunciati. Altra manifestazione a Padova dove gli operatori dello spettacolo hanno occupato pacificamente il Teatro Verdi, rivendicano non soltanto il mancato lavoro ma anche diritti come malattie e congedo parentale. La polizia denuncia Mestre 6 giovanissimi responsabili di aggressioni nei confronti di altri coetanei, 5 appena maggiorenni e 1 minorenne. Giornata in memoria delle vittime della mafia e della criminalità organizzata, numerose cerimonie in Veneto, a Venezia i nomi illuminano il campanile di San Marco. Edizione regionale dei telegiornali di Antenna 3, buonasera e ben ritrovati. In apertura la pagina dedicata all'emergenza coronavirus, a partire subito dai dati di questa sera con il bollettino di Azienda Zero sui nuovi positivi nella nostra regione, che nelle ultime ore sono 642, ma complessivamente nell'arco delle 24 ore in Veneto si registrano 2449 positivi, un numero che non si vedeva nella nostra regione da diverse settimane. 21 i decessi registrati sempre nell'arco delle 24 ore in Veneto. Per quanto riguarda la pressione ospedaliera sono 1864 le persone in questo momento ricoverate negli ospedali della regione per Covid, di queste 1633 in area non critica e 231 in terapia intensiva. E questa mattina intanto a Venezia è andata in scena la manifestazione No DAD con i genitori che hanno ricordato lo sciopero della DAD indetto per venerdì prossimo. Oltre 300 i presenti alla manifestazione No DAD al piazzale della stazione dei treni Santa Lucia a Venezia. Adulti, bambini e ragazzi da tutto il Veneto, genitori e figli con striscioni e cartelli colorati per chiedere la riapertura immediata degli istituti scolastici anche in zona rossa. Da qui l'idea: boicottare la DAD per un'intera giornata della prossima settimana. Venerdì 26 spegneremo i nostri ragazzi, i nostri alunni spegneranno tutti i computer perché faremo uno sciopero DAD. Nella stessa giornata alle 11 una delegazione di genitori si recherà in protezione civile a Marghera. E vorremmo essere ricevuti perché il presidente Zaia deve essere nostro alleato nel chiedere al governo che le scuole vengano riaperte immediatamente. Oltre a manifesti e striscioni, anche le magliette dei bimbi riportanti gli stessi messaggi e usate per mantenere il distanziamento. Perché sono a casa adesso? Non è possibile! A Zinson di Piave gli insegnanti hanno deciso per scelta di non tenere la DAD, racconta Martina, una delle docenti nonché mamma. E dunque non si fa DAD per i 0-6 anni, però abbiamo ottenuto la relazione più con i genitori che con i bambini, come penso sia giusto, perché un bambino dai 0 ai 6 anni non può stare davanti a un video. Quest'anno stiamo perdendo altro tempo prezioso e si affaccia alla prima media con delle carenze, secondo me, non da poco. Cosa dice la bambina? Si annoia, vuole vedere i suoi amici, vuole stare con loro, vuole tornare in classe. Facciamo vedere il girotondo dei bambini. Ecco, il girotondo dei bambini. Mentre in contemporanea si registra una contromanifestazione di una trentina di persone, tutte senza mascherina, proclamatesi no mask, fermate dalle forze dell'ordine dopo aver pure tentato di forzare il blocco, rifiutandosi di indossare i dispositivi. Al Teatro Verdi di Padova invece protesta pacifica degli operatori dello spettacolo che rivendicano non solo il mancato lavoro dovuto alla pandemia in corso, ma anche diritti come malattia e congedo parentale.
Sono i lavoratori dello spettacolo, in questo caso del movimento Emergenza Continua, una delle categorie più penalizzate dalla pandemia, che non lavora da oltre un anno, a protestare pacificamente all'interno del Teatro Verdi, uno dei tanti teatri tristi e soli, ma la pandemia è soltanto la punta di un iceberg. Quello che lo spettacolo vive è una situazione di enorme problema, ma da sempre i lavoratori e le lavoratrici dello spettacolo non godono, ad esempio, della maternità, del congedo parentale genitoriale, la paternità, la malattia, non ci sono indennizzi per le recite che saltano e voi sapete benissimo che un raffreddore può colpire e impedire di andare a esibirsi sul palcoscenico per ovvie ragioni. E poi serve una apertura delle audizioni che devono essere pubbliche. Insomma, il mondo dello spettacolo è vecchio, va rinnovato. Ed una nuova manifestazione in programma il 27 marzo. Il 27 marzo saremo sul Ponte della Libertà per rivendicare i nostri diritti e compreso aiutare comunque service che ci hanno sempre supportato, che sono rimasti chiusi. Chiediamo la sospensione degli F24 e vogliamo dare un grande e forte segnale per la ripartenza equa di questo settore. Intanto ieri sera è arrivato il via libera al decreto sostegno, ma restano molti problemi, categorie economiche divise e c'è già chi prepara la protesta di guerra tra poveri, parla la CNA di Treviso. Si innesca cosa? La guerra dei poveri. Nel senso che alcune categorie giustamente insorgono perché sono state chiuse in questi giorni con la zona rossa, ma altri non lavorano da un anno. Nessun sospiro di sollievo davanti al decreto sostegno, forse una boccata d'ossigeno che vale peraltro solo per alcuni. Cultura, eventi, spettacoli continuano ad annaspare. Tutto un mondo che è completamente bloccato da un anno e quindi non si vede alba. Alba rimandata a causa vaccino, tanto che il presidente della CNA di Treviso si pone una domanda tutt'altro che retorica. È stato giusto pensare a mettere in sicurezza solo le categorie più a rischio o era giusto pensare anche a dare opportunità ad alcune categorie produttive? In ballo non ci sono singoli bilanci, ma molto di più. Sta saltando il livello della coesione sociale, che è la cosa più brutta in assoluto. A dimostrarlo, del resto, sono le tante proteste spontanee che stanno prendendo forma sul territorio. Alcuni operatori del fitness sono pronti a riaprire per lunedì 22, così come parrucchieri ed estetiste, pronti anche alle sanzioni se necessario, come a Conegliano. Più in generale, mentre Confcommercio Veneto conferma la fiducia a Draghi e parla di novità positive, la Confartigianato dice che le risorse non bastano. Bene per tutti il superamento della logica dei codici Ateco, ma resta il problema della soglia del calo di fatturato per ottenere l'indennizzo. Il 30% o il 33% a mio avviso è troppo alto, bisognerebbe abbassarlo, perché noi siamo in un sistema di microimprese, di piccole imprese e queste rischiano di essere escluse. Ad ogni modo, dice Pozza, proprio sui pagamenti bisogna premere sull'acceleratore. Bisogna fare molto in fretta, perché innanzitutto bisogna dare un'iniezione di fiducia alle imprese, che lo Stato c'è. Scettici sul decreto del governo anche il mondo dell'imprenditoria veneziana e delle piccole imprese. Bisogna studiare un sistema concreto per aiutare le imprese, così com'è totalmente inefficace. Le parole del numero 1 di Confindustria Venezia. Abbiamo cambiato il nome, ma non abbiamo cambiato il metodo. Parole dure del presidente di Confindustria Venezia nei confronti delle ultime misure varate dal governo con il decreto sostegni. Non è soddisfacente questo decreto, non è soddisfacente perché non affronta a 360 gradi quelli che sono i problemi che noi abbiamo. Abbiamo il settore del commercio che è completamente massacrato, il settore del turismo, e non c'è nessuna misura concreta nei confronti delle medie imprese. No a piccoli stanziamenti né a piccole ricalibrazioni di bilancio. Ci vuole una manovra concreta che riguardi il 2021, prosegue. Perché il 2021 sarà come il 2020 e dobbiamo prepararci ad affrontare il 2022
per la vera ripartenza. Il decreto sostegni a passo di lumaca, i soldi arriveranno con 3 mesi e mezzo di ritardo, altro che 20 giorni d'attesa, gli echeggia la CGIA di Mestre. Perché sono stati autorizzati dal Parlamento nel gennaio scorso per coprire i danni economici delle chiusure imposte per decreto prima di Natale. È evidente che la mancata immediatezza nello stanziamento degli indennizzi rappresenta un problema che non è stato ancora risolto, conclude Zabeo. Insomma, speriamo che tutto questo non accada più, altrimenti il futuro di tante piccole attività artigianali e commerciali rischia di essere compromesso irrimediabilmente. E nel decreto sostegno c'è anche un capitolo dedicato al salvataggio di ACC. La notizia è arrivata ieri sera e ha risollevato gli animi dei lavoratori e delle parti coinvolti nella trattativa, che ribadiscono l'urgenza di un incontro al Mise. Il ministro Federico D'Incalo aveva fatto intendere mercoledì scorso, intervistato nelle ore in cui Frammelle e Susegana, lavoratori e rappresentanti sindacali di ACC e Electrolux, stringevano un nuovo patto di solidarietà reciproca a favore del prezioso compressore prodotto a chilometro zero. Io credo che nelle prossime giornate ci potrebbero essere dei risvolti positivi nei confronti della situazione per quello che riguarda appunto ACC, Embraco e il progetto di Italcomp. E così è stato. La svolta attesa è arrivata venerdì sera con l'inserimento di un provvedimento all'interno del decreto sostegni che garantisce alla ACC di poter guardare al futuro con più serenità e di proseguire nel percorso verso la nascita di Italcomp. Avevamo la percezione che il silenzio che arrivava da Roma non fosse un silenzio inerte alle sollecitazioni del territorio, ma tutto sommato ci fosse una volontà di risolvere il problema e rappresentasse la caratteristica di questo governo di parlare soltanto quando ci sono delle azioni concrete. Concretamente sarà quindi creato un fondo che assicura alle imprese una continuità operativa grazie alla concessione di prestiti. Nella fattispecie l'aiuto servirà a assicurare la concessione di prestito diretto alla gestione corrente, alla riattivazione e al completamento di impianti, immobili e attrezzature, ma anche per le altre misure indicate nel programma presentato. Ora serve un incontro urgente al Mise per l'approfondimento tecnico della piena applicabilità della misura al caso di ACC, anche e soprattutto in relazione alle tempistiche, hanno dichiarato a caldo l'assessore al lavoro del Veneto Elena Dorazzani e la collega piemontese Elena Chiorino. La norma si propone come alternativa al sistema bancario sul quale deve essere aperta una riflessione. È una riflessione che deve essere fatta a livello generale, a livello globale, sulla mission che devono avere questi sistemi bancari nel sostenere lo sviluppo del territorio e soprattutto nel sostenere situazioni come di particolare difficoltà come possono essere quelle della provincia di Belluno. E torniamo a parlare dell'emergenza sanitaria legata al Covid e alla lotta attraverso le vaccinazioni, quelle con AstraZeneca ripartite oggi a gran velocità nelle ULSS del Veneto. Pochissime le defezioni in questa prima giornata di ripresa della somministrazione di AstraZeneca per quanto riguarda l'ULSS 7 Pedemontana. Fine settimana di vaccinazione al Palangarano in quartiere 25 aprile a Bassano, dove per tutta la giornata di sabato sono stati ricevuti gli 83enni con iniezione di Pfizer e Moderna e docenti, operatori e operatrici delle scuole e dei servizi essenziali con AstraZeneca. Questi ultimi accolti anche nella sede del centro diurno di San Giuseppe di Cassola. La giornata di domenica sarà interamente riservata ad AstraZeneca con 550 inviti a vaccinarsi al Palangarano. Al momento dunque, sentiti i responsabili del servizio prevenzione, massiccia l'adesione odierna nonostante l'impasse AstraZeneca dei giorni scorsi che ha rallentato inevitabilmente i ritmi che i sanitari intendono riprendere nelle prossime ore. E nelle vaccinazioni oggi coinvolti per la prima volta anche i medici di base dopo l'accordo con la Regione. Nel Trevigiano hanno deciso di farlo nei punti già attivati dall'USL 2 e non nei loro ambulatori. Sono arrivati al bocciodromo di Villorba per mettersi a disposizione. Da questa mattina i medici di base sono entrati in campo per somministrare le vaccinazioni ai cittadini. Lo aveva annunciato l'assessore regionale alla sanità Manuela Lanzarin e così è stato. È un dovere del medico e se c'è bisogno noi siamo sempre disponibili, a prescindere da discorsi sindacali.
Qui è un discorso di salute pubblica. La scelta dei medici di famiglia è quella di prestare la propria opera e quindi vaccinale, ma solo nei centri già attivati dall'ULSS 2. Questo perché, spiegano, negli ambulatori non ci può essere la stessa sicurezza. Pensiamo che sia più utile coinvolgere la popolazione, a prescindere dal medico, in locali più sicuri dei nostri studi. Non ci sono state reazioni avverse fino ad ora, spiega il direttore generale Francesco Benazzi. Sono sicuro che si possa fare anche negli ambulatori dei medici di famiglia, quando il vaccino comincerà a prendere piede. Insomma, per il momento si uniranno al personale, aumentando così le postazioni delle vaccinazioni. Poi, in un prossimo futuro, potrebbero iniziare nei propri studi. Adesso ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, tra poco. Rieccoci in diretta all'indomani della sentenza in primo grado a carico dell'ex presidente di BPV. Vicentini si dicono perplessi. Giustizia è fatta, ma spiegano con l'amaro in bocca. Banca Popolare di Vicenza, una ferita ancora aperta per i vicentini che ha avuto una ricaduta sulla vita di tanti risparmiatori, oltre al danno economico, anche quello sul tessuto sociale. Dopo l'attesa di giustizia, la risposta di ieri che ha condannato Gianni Zonin, ex presidente della Popolare di Vicenza, a 6 anni e 6 mesi nel processo di primo grado per le irregolarità legate alla gestione dell'istituto poi dichiarato fallito, oltre alla confisca di 963 milioni di euro a carico dei condannati. Io personalmente ho un po' di delusione su quello che non tanto la condanna, ma quello che è stato l'andamento del processo, in definitiva quello che si è riusciti o non riusciti a dimostrare. Insomma, ecco, questo è un pochino, se effettivamente non c'erano prove, andavano tutti assolti. Se le prove c'erano, complessivamente mi pare un risultato sui generis. Immagino che i vicentini siano soddisfatti per quanto riguarda la condanna, insoddisfatti per quanto riguarda la perdita dei soldi, per cui questo penso sia il tema principale. Gli azionisti che hanno perso tanto andrebbero risarciti in tempi brevi, considerando com'è la situazione. Sul fatto che Zonin abbia una condanna non importa niente, secondo me ai vicentini, insomma, è importante che hanno perso tutti i soldi, quindi lì che avevano è giusto che vengano rimborsati almeno in parte. Andrà avanti ancora 2 o 3 anni il processo, quindi non verrà mai fatta giustizia, né in queste né in altre cose. Sono state le urla di un vicino di casa a mettere in fuga il ladro che stava per entrare in un'abitazione di San Biagio di Callalta nel Trevigiano. E ho capito subito che era un furto, che stavano tentando di fare un furto, e io sono riuscito a sventarlo in tempo. Nella voce di Matteo Manetti ancora la tensione per quanto accaduto ieri sera intorno alle 20:30 in questo complesso residenziale a Olmi di San Biagio di Callalta. L'uomo era appena rientrato dal lavoro, si trovava in terrazza quando ha notato qualcosa di strano nell'abitazione del vicino. Sento dei rumori. A un certo punto vedo scappare un ragazzo con la felpa verde, col cappuccio, tutto di fretta, e scappano via in 2. Io ho urlato dietro a questo qua: vai via, chi sei? Ha urlato ed è scappato. E ho preso tanta paura. Nel frattempo il proprietario di casa rientra e anche lui viene attirato da un particolare. Vedo i scuri che si muovono. Nel frattempo chiama il mio vicino di sopra dicendomi che era visto qualcuno scappare. A quel punto Rizzo esce e vede i segni lasciati dal malvivente, sul condizionatore l'impronta di una scarpa, sugli scuri le scalfitture fatte per spalancarli, la maniglia piegata e il buco sulla finestra nel tentativo di aprirla. Bastavano pochi secondi, se Manetti non avesse gridato, e il ladro sarebbe entrato in casa dove in quel momento si trovava la moglie di Rizzo. L'uomo si rende subito conto di aver rischiato di trovarsi faccia a faccia con lui. Quando sono entrato io, magari loro erano nascosti dietro il barbecue, qua c'era la parte più oscura. A raccontare quanto accaduto sulla pagina Facebook di Furti in Corso, sempre prima linea come osservatorio speciale contro questo fenomeno, lo stesso Manetti, provato dall'esperienza vissuta. Paura, e anche ho dormito male e non sicurezza nella mia casa. Anche Alfio Rizzo, già vittima di un furto diversi anni fa, è turbato all'idea che il ladro sarebbe potuto entrare in casa dove c'era la moglie, in salotto, ignara di tutto. La mia paura più era quella là. E quello che poteva succedere,
Per marito e moglie quella appena trascorsa è stata una notte insonne. Quando lei si è reso conto, stanotte è stata male. Ho pensato tutta la notte quello che poteva succedere. Non si può stare più in pace nemmeno a casa sua. Continuiamo con la cronaca, ma ci spostiamo nel veneziano. Baby gang e aggressioni a Mestre, 6 ragazzini denunciati, 5 di loro hanno appena 18 anni, uno ne ha 17, 5 sono veneziani, uno è di origine albanese. Sono i responsabili di 2 aggressioni avvenute in centro a Mestre nei mesi scorsi, episodi che rientrano nel cosiddetto fenomeno delle baby gang che nelle ultime settimane era tornato a far discutere. Gli agenti del commissariato di Mestre sono riusciti a identificarli e a contestare loro un episodio in particolare, una rissa avvenuta ai primi giorni di febbraio a bordo di un autobus e poi proseguita in Corso del Popolo. In quelle occasioni il giovane albanese, rimasto ferito e sanguinante a terra, era stato trasportato al pronto soccorso di Mestre. Restiamo nel veneziano, ma con il campanile di San Marco che si è illuminato con i nomi delle vittime innocenti di mafia in occasione della giornata che le ricorda. Un'iniziativa per ribadire i forti pericoli di infiltrazioni della criminalità organizzata in Veneto. Sono le 7 di sera quando i nomi iniziano ad apparire sulla parete del campanile di San Marco. La 26esima edizione della giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, organizzata dall'Associazione Libera, è anche un'occasione per ricordare a tutti che il Veneto e il veneziano non sono immuni dal cancro della criminalità organizzata. Andare in giro a raccontare queste cose, la gente ti guarda sempre un po' stranita, ma in realtà c'è e l'abbiamo scoperto noi con le nostre mani nel 2019 con i fatti successi a Eraclea e continuano a accadere anche se non ce ne accorgiamo. Un fenomeno che non solo esiste ma si sta aggravando con la debolezza attuale del sistema economico, una debolezza che rafforza le possibilità di inserimento delle mafie, peraltro già in atto da tempo, nel tessuto produttivo del nord-est. Sappiamo che le mafie sono qui, sono presenti e sappiamo anche come si muovono. Abbiamo le prime sentenze, abbiamo le prime evidenze concrete di questa presenza mafiosa nel nostro territorio. L'allarme del prefetto di Venezia, Vittorio Zappalorto, è rilanciato dalle associazioni sindacali che hanno partecipato alla manifestazione. Le società mafiose hanno quella liquidità che al momento può sembrare interessante, ma che poi alla fine distruggerà non solo le imprese, ma anche quella che è la società che abbiamo conosciuto. Il fatto che qualcuno proponga un'alternativa, proponga una proposta che porti anche dal punto di vista finanziario qualche risultato, condiziona le persone e pur di accettare questo è disponibile a cedere su temi come i diritti sociali e i diritti del lavoro. Lei ha detto che ci sono difficoltà a coinvolgere i giovani su questi temi. Noi abbiamo notato questo nelle manifestazioni che abbiamo fatto a suo tempo, ho ricordato quella di Eraclea e in piazza c'erano molte persone ma giovani pochi. Siamo in chiusura, vi lascio come sempre alle previsioni del tempo, grazie per essere stati con noi, buona serata. Bentrovati al meteo. Aria fredda dal nord Europa continua ad affluire sul nostro territorio facendoci di fatto assaporare anche nella giornata di domenica 21 marzo un clima piuttosto pungente. Nel dettaglio sul Veneto la grafica ci mostra un tempo stabile ed in effetti avremo un ampio soleggiamento su tutta la regione con cielo sereno. Si farà vedere qualche nuvoletta di tanto in tanto ma senza ulteriori conseguenze. Venti piuttosto tesi e risveglio sotto zero dappertutto con temperature minime tra meno 5 e 1 grado, massime invece tra 7 e 10 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia dove avremo una bella giornata di sole, anche qui senza piogge e con cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature minime tra meno 2 e 1 grado, massime sui 9-11 gradi. Uno sguardo per concludere al Trentino Alto Adige, anche qui sarà soleggiato con qualche locale spruzzata di neve a bassa quota sui confini alpini. Temperature minime intorno ai meno 2 gradi, massime sui 13-14 gradi all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro come sempre un buon proseguimento in compagnia di Antenna 3.